potete riferirvi una notizia che sarebbe di una comicità irresistibile se non fosse tragicamente indicativa del capovolgimento totale di senso in cui viviamo, in cui vive purtroppo una buona parte del mondo occidentale, tendenzialmente la parte al di qua dell'Atlantico, la vecchia Europa. La notizia è la seguente: gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che taglieranno le borse di studio e i fondi per i loro cittadini che vogliono studiare nel Regno Unito, per timore che gli studenti emiratini vengano radicalizzati dai fratelli musulmani nei campus britannici. È una notizia che ha rilanciato tra gli altri il Financial Times, quindi non è insomma una boutade di Radio Libertà. Cioè, gli Emirati Arabi Uniti tolgono i finanziamenti ai loro studenti destinazione Gran Bretagna perché reputano che là nei campus britannici corrano il rischio di essere radicalizzati dai fratelli musulmani. Allora, per rendere i contorni apparentemente surreali, in realtà veritieri e quindi drammatici di questa notizia, riepiloghiamo cosa sono gli Emirati Arabi Uniti, che sono una monarchia assoluta, uno degli stati del Golfo che sicuramente ha al proprio interno, nella propria legislazione, nel proprio costume diffuso, elementi di liberalità maggiore, no, che altri paesi islamici o islamisti. La fratellanza musulmana di cui sopra è fuori legge negli Emirati Arabi, in quanto giudicata quello che è, cioè una formidabile allevatrice di fondamentalismo e radicalismo, e anche un avversario geopolitico, se vogliamo, degli Emirati Arabi, che quindi con questo profilo di paese che è interessato anzitutto a fare affari, che è sicuramente un alleato geopolitico dell'America in quello scacchiere, è anche un paese in cui la Sharia è applicata a aspetti del diritto di famiglia, di successione, ad alcuni reati. È un sistema che ha una presenza mista di tribunali secolari che si pronunciano su aspetti penali, civili, commerciali, e tribunali islamici che si pronunciano su controversie familiari e religiose. La competenza dei tribunali della Sharia in alcuni degli Emirati che formano il paese, in particolare quello non secondario anche da un punto di vista economico di Abu Dhabi, è stata molto estesa in modo da includere anche tutte le controversie di tipo civile e commerciale. Quindi ciascuno dei 7 Emirati che compongono il paese ha un sistema parallelo di tribunali della Sharia, la cui sfera di competenza varia a seconda dell'Emirato in questione, ma è un paese in cui, seppur limitatamente, in modo anche differenziato all'interno, esiste la Sharia. Ebbene, questo paese giudica pericoloso e giudica possibile fattore di radicalizzazione dei propri studenti il fatto di frequentare, di andare a studiare nei campus britannici, cioè della nazione della civiltà, dell'habeas corpus, del diritto individuale, della Magna Carta, la civiltà che ha per primo messo la libertà individuale come assioma della convivenza civile, la civiltà di John Locke, l'isola che ha tenuto duro nel 1940 quando l'Europa sembrava divorata definitivamente dal totalitarismo nazista. Ecco, quel posto lì, visto dagli Emirati Arabi Uniti, è troppo a rischio di radicalizzazione. E il dramma è che hanno ragione gli emiratini, perché da tempo nei campus, anzitutto ahimè, della civiltà anglosassone, in America Trump sta reagendo a questo, nel Regno Unito stanno reagendo molto meno, è patrimonio comune l'alfabeto woke, l'alfabeto politicamente corretto, l'odio di sé, l'oicofobia, diceva un grande intellettuale britannico in controtendenza, il conservatore Roger Scruton, per cui ormai viene rifilato tranquillamente agli studenti che la civiltà occidentale anglosassone è la principale colpevole di tutti i mali del mondo, che la parola d'ordine per essere accettato, diciamo, nella Repubblica delle Lettere, è accogliere in modo indiscriminato qualunque altra civiltà e l'altro purché sia, anche se totalmente altro, no, da quella civiltà stessa, anche se islamista, anche se fondamentalista, tanto da essere diventati i campus britannici, francesi, è stato un allarme dei servizi segreti francesi, ma è cronaca quotidiana, terreno di semina per organizzazioni come la Fratellanza Musulmana, che hanno come obiettivo il capovolgimento del nostro mondo in un inferno coranico. Tutto questo è giudicato dagli Emirati Arabi Uniti
troppo. Questa è la contemporaneità in cui viviamo. Poi ci dicono che il problema si chiama Donald Trump. Grazie a tutti, a prestissimo.